Signori e signore, buonasera! Buonasera a tutti! Buonasera e benvenuti al concerto della banda musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Un concerto che vuole essere un omaggio all'inaugurazione della nuova sede del distaccamento dei Vigili del Fuoco proprio qui a Vittorio Veneto. E allora, prima di entrare nel vivo della serata, che sarà assolutamente emozionante per tutti coloro che amano la musica, dovete sapere che la banda musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è stata formalmente istituita nel 1995, ma già da prima di quella data operava proficuamente attraverso un gruppo originario che ereditava tra l'altro anche l'esperienza maturata dalle fanfare dei corpi provinciali dei civici pompieri. L'alto livello artistico raggiunto negli ultimi anni contribuisce a diffondere la positiva immagine dei Vigili del Fuoco e a rappresentarli degnamente durante le manifestazioni pubbliche, sfilate e concerti, riscuotendo unanime apprezzamento da parte della critica e un grande successo da parte del pubblico. Il repertorio artistico comprende, oltre alle tradizionali marce militari, anche brani originali e trascrizioni di musica classica e contemporanea. La banda musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è diretta dal maestro direttore Donato Di Martile.
E allora è stato appena eseguito The James Bond Theme, brano tratto dalla colonna sonora del più celebre di tutti i film di James Bond, alias 007. È corretto? Corretto? Perfetto, ok. Il prossimo brano che ascolterete è Pomp and Circumstance, opera 39, titolo di una serie di 6 marce per orchestra. La prima e la più conosciuta che verrà eseguita questa sera fu composta nel 1901 a Londra. Il brano apre con un'introduzione, allegro marcato con fuoco. Celebre è il tema del trio, canzone patriottica considerata nel Regno Unito uno degli inni non ufficiali dell'Inghilterra. Di Edward Elgar, Pomp and Circumstance. Dirige il maestro Donato Di Martile.
È meraviglioso perché con questo brano ci siamo sentite noi signore un po' tutte la regina Elisabetta, è vero? È vero, grazie, ecco. Ed ora siamo pronti per il prossimo brano, Manola. Tango per Symphonic Band. È la composizione del maestro Nunzio Ortolano che vanta maggiori successi. Nella sua apparente semplicità è paragonabile al tratto di matita del pittore che a mano libera disegna un cerchio sulla tela, un cerchio perfetto. Con il suo carattere deciso e ben ritmato, il brano coinvolge piacevolmente l'ascoltatore. Di Nunzio Ortolano, Manola, Tango for Symphonic Band. Ed ora procediamo con Nuovo Cinema Paradiso, un film del 1988 ambientato nella Sicilia del dopoguerra. Il protagonista, lo ricorderete, è il Totò, un bambino povero che vive con la sorella e la madre ed è in attesa che il padre, dato per disperso, ritorni dalla Russia. Affascinato di cinematografia, riuscirà ad avverare il suo desiderio di diventare regista grazie agli insegnamenti avuti da bambino dall'amico Alfredo. Scritto e diretto da Giuseppe Tornatore,
Le musiche furono composte dal grande maestro Ennio Morricone. Questo brano vuole quindi essere un omaggio a chi ama le musiche del maestro e le sue bellissime melodie. Al termine di questo brano ci saranno 15 minuti di pausa. Ed ora di Ennio Morricone, Nuovo Cinema Paradiso.
E siamo pronti allora per ricominciare. Il prossimo brano ci riporta a un film di grande successo, L'ultimo dei Moicani, un film del 1992 diretto da Michael Mann. Ha per soggetto l'omonimo romanzo di avventura di James Fenimore Cooper del 1826. Il film è famoso anche per la sua colonna sonora, che gli valse una nomination quale miglior colonna sonora ai Golden Globes e nel 1993 vinse il premio Oscar al miglior sonoro. Di Trevor Jones, L'ultimo dei Moicani, dirige il maestro Donato Di Martile.
Giovanni Rota Rinaldi, in arte Nino Rota, è stato uno dei maggiori compositori italiani che hanno dedicato la loro arte alla produzione di colonne sonore per film. Vantò collaborazioni con i migliori registi quali Luchino Visconti, Francis Ford Coppola, ma soprattutto con Federico Fellini. Con quest'ultimo instaurò un rapporto trentennale di amicizia e di collaborazione. Infatti fu proprio Nino Rota a firmare tutte le colonne sonore dei capolavori di Fellini. Amarcord del 1973 è senza dubbio il più autobiografico dei film del regista riminese. Il titolo stesso è un'affermazione e una conferma di ciò. Amarcord è una frase romagnola che sta ad indicare «io mi ricordo». Infatti Federico Fellini nel film ricorda attraverso il suo alter ego il suo paese, la sua giovinezza, i suoi amici e tutte le figure che gli girano attorno. La musica del film, affidata sempre al genio creativo di Nino Rota, ebbe nel 1974 una nomination al Nastro d'Argento come migliore colonna sonora. Essa, di carattere malinconico, immedesima all'ascoltatore il ricordo nostalgico di momenti ormai lontani nel tempo. Di Nino Rota, Amarcord. Ed ora è il momento. E allora eccoci, siamo quasi arrivati alla fine di questo splendido concerto. Un ringraziamento particolare alla banda musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
e al suo maestro Donato Di Martile. Allora, volevo un attimo chiamare qui sul palco accanto a me il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso, l'ingegner Nicola Micele, che accogliamo con un grande applauso, ed anche il sindaco di Vittorio Veneto, Roberto Tonon. Ecco, comandante, lascio la parola. Grazie Elisa. Allora, un saluto e un ringraziamento anche da parte mia, ovviamente, per questa splendida occasione, questa splendida banda, accompagnati da un grande maestro, grande amico, il tenore Francesco Grollo. Ecco, fra l'altro, approfitto per raccontare un aneddoto. È un incontro musicale questo tra la banda del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il maestro Grollo, che non nasce stasera. Hanno già suonato insieme altre volte a Treviso, lì è nata questa vicinanza e ha prodotto anche un CD musicale che è stato pubblicato. Era un progetto che si era perso qualche tempo fa e poi è stato così ripreso di recente ed è andata a buon fine. Grazie, devo dire, approfitto qui per ringraziare l'Associazione degli Industriali, allora Un'Industria, la Presidente Pioisana, che è qui in sala, che ringrazio molto perché ha consentito la pubblicazione di questo CD, che è stato stampato e divulgato in tutti i comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, per cui c'è un po' di Treviso in tutti i Vigili del Fuoco di tutta Italia, quindi grazie per questa occasione. Ecco, poi questa occasione nasce dalla voglia di festeggiare l'inaugurazione di questo distaccamento, un distaccamento tanto atteso anche dalla comunità, quindi siamo davvero lieti. Non volevamo fare solo una festa tra le nostre mura, abbiamo voluto portare la festa in città. Ieri c'è stata questa magnifica cornice in piazza con dei mezzi storici che gli amici del Museo Storico di Mantova, dei Vigili del Fuoco di Mantova, hanno voluto portare qui a Vittorio Veneto e hanno colorato questa piazza. Poi Pompieropoli per i bambini, poi le manovre professionali dei Vigili del Fuoco e oggi questo concerto. Ecco, questo è il senso di queste 2 giornate, la voglia di portare la festa in città e quindi di condividere con la città, di regalare alla città anche la nostra gioia di partecipare tutti insieme, la nostra felicità per questo obiettivo raggiunto. E ricordiamo anche l'appuntamento domani mattina? Poi l'appuntamento domani mattina, quello un po' più solenne, con l'alzabandiera, con lo scoprimento della targa, la benedizione, il taglio del nastro, ma ci sarà ancora la banda, ci sarà ancora il maestro Grollo e domani mattina alle 11:30 ci sarà l'inaugurazione della caserma e vi aspetto numerosi. Ci saremo. Allora la parola al sindaco. Credo di interpretare il pensiero non solo degli appassionati di musica, come il sottoscritto, ma di tutti, se affermo che un preludio all'inaugurazione del nuovo distaccamento migliore di quella di questa sera non poteva proprio esserci. Legni, ottoni e percussioni di altissimo livello, dirette magistralmente dal direttore, che ringrazio di aver portato qui la banda, arricchite dalla voce ormai amica di Francesco Grollo. Era una serata, meglio, il ritorno a casa dei Vigili del Fuoco era molto atteso da tanti anni. La precedente amministrazione ha cominciato l'opera, siamo riusciti a finirla nonostante qualche traversia dovuta anche al maltempo. La festa, perché è stata una festa di ieri, si è impreziosita ulteriormente questa sera grazie a questa magnifica compagine musicale
Per cui, visto che per anni i vittoriesi vi hanno attesi, vi diciamo bentornati a casa. Grazie. Ed ora allora proseguiamo con il prossimo brano, dove il maestro e tutti gli orchestrali vogliono omaggiare la splendida città di Vittorio Veneto e ringraziare tutti voi presenti qui questa sera. Ennio Morricone è sicuramente uno dei più grandi compositori di colonne sonore. I suoi 40 anni di carriera sono stati coronati da innumerevoli successi. Ultimo per importanza è l'Oscar alla carriera ricevuto nel 2007 e quello per il brano The Hateful Eight nel 2016. I brani che ascolteremo questa sera, C'era una volta al West, Il buono, il brutto e il cattivo, rendono onore a questo splendido artista e all'intera musica italiana. Di Ennio Morricone, Moment for Morricone.
Buonasera, ecco, allora i Vigili del Fuoco di Treviso volevano dare un omaggio floreale. A chi lo dovete dare l'omaggio? Alle nostre signore. Ecco, prego. È stata una serata bellissima, davvero. Evviva Vittorio Veneto, evviva i Vigili del Fuoco, evviva l'Italia!